E rieccoci in onda con Matteo Salvini, che stamattina è presente in radio, per fortuna, in maniera continuativa. Sai, se aspettiamo che le informazioni le diano le radio della RAI o le televisioni di Mediaset o il Corriere della Sera, campa cavallo. Però fai che ci siano all'ascolto di Radio Padania Live in questo momento 100.000 persone, fai che 50.000 ritengano utili i nostri 5 referendum e fra sabato e domenica vengono a firmare il gazebo con la moglie o col marito, e siamo già... Qualche amico? Siamo già... Beh, certo che se riuscissimo a raccogliere 200.000 firme in un solo fine settimana, i 1.000 gazebo che abbiamo in piazza, sarebbe un segnale bello tosto. È vero che hai 2 mesi di tempo per raccogliere, però se in un weekend fai il grosso... E sono qua perché chiedo l'aiuto, chiedo umilmente, formalmente l'aiuto di chi ci ascolta per comunicare, per far sapere chi vuole cancellare la riforma Fornero, chi vuole cancellare la legge Merlin, chi vuole cancellare i prefetti, sabato e domenica può farlo firmando in 1.000 piazze. Ci sono tantissime telefonate anche al sud, ovviamente non saremo in piazza al sud, però lì si può firmare nei comuni. Leggi tu qualche messaggio di quelli che stanno arrivando e poi riapriamo i telefoni. Recuperiamo i messaggi arretrati. Allora ce n'è uno che potrebbe mandare a quel paese il ministro Alfano. Scrive a fare in culo. Carlo da Brescia. Mentre c'è il messaggio successivo: li voto tutti i referendum, scrive Mario da Monza Brianza, però devi tirarmi sul morale con l'inno dell'UDC. Cacchio, l'inno dell'UDC, chiudiamo dopo le 11, è una vita che non sento l'inno del classico. Ma esiste ancora l'UDC, peraltro? Esiste il segretario che pare che abbia continuato a fare quello che ha sempre fatto, cioè essere indagato per aver percepito tangenti. Vabbè, dai! Comunque, Alberto da Somma, voto per primo il referendum contro la legge Merlin, così anche la Fornero, eccetera, eccetera. Lega le due questioni. Mentre, ciao Salvini, da ex cittadina sovietica, io da sempre sono contro americani e contro russi, ultimamente contro euro, voterò il referendum. In realtà sono i referendum, l'inno dell'UDC questo qua. Subito? Se restiamo uniti noi avanzeremo di più. Sai chi lo canta? No. Luca Sardella. Ma dai. Te lo ricordi quello che c'era sulla RAI? Sì. Senti, però possiamo chiedere a chi è in macchina di alzare a palla l'autoradio, perché il ritornello... Ma sono riusciti poi a piazzarlo da qualche parte? È un po' che non vedo Luca Sardella. Pace e libertà, e il nostro sogno già diventa realtà. Sardella non era mica quello che faceva crescere le piante? Sì, quello che faceva linea verde. Con la musica dicono che le piante crescono meglio, con Mozart però, non con quella roba qua. No, ma scusa, pace e libertà. Chi è contro l'euro non è per la pace e la libertà. Porca miseria. È bello, è bello. Vertici musicali. È bello. Musical sì, sono 2 telefonate, mi sembra che se hanno resistito. Sono un sacco di messaggi. Poi. Facciamo 2 telefonate e poi chiudiamo qualche istante le linee. Pronto? Pronto? Eccoci. Salve, sono Franco della Valle Imagna. Allora, in Valle Imagna quale dei 5 referendum sarà il più firmato secondo te? Prima Fornero, eliminazione anche direttamente. Eliminazione del Fornero, sì, come riforma, dai. Gente così è meglio che non si avvicini ai nostri territori, perché... Ma c'è chi può fare meglio, il ministro Poletti. Mi sono fermato qui per telefonare, mi sono fermato qui davanti al Prato di Pontida. Volevo dire, il Prato di Pontida secondo me è piccolo quest'anno, il 4 maggio secondo me ci saranno problemi. E riempiamo tutto, la strada, la collina, la strada, tutto quello 4 maggio, mi raccomando, vogliamo l'intera Valle Imagna che domenica 4 maggio ti trasferisce panini alla mortadella in mano sul Prato di Pontida. Perché parli della Chienge? No, perché ho visto un articolo oggi su Italia Oggi che nemmeno Napolitano aveva usato tanto. La Chienge non conosce divieti, incurante dei limiti, irrompe con auto e scorta nell'area vietata del centro di Bologna. Lei non sa chi sono io. Ma perché ancora in giro con l'auto e l'auto blu? Ma chi è che la tocca? Dell'ex ministro. Ma chi la tocca? Cioè, per le strade di Bologna. Io mi allontano, se la vedo mi allontano. Irruzione nell'isola pedonale, divieto d'accesso, cortile del comune pedonalizzato dal sindaco. Dopo le dimostranze di alcuni esponenti di centrodestra, vettura spostata in Piazza Maggiore davanti alla Basilica di San Petronio e parcheggiata tra l'incredulità dei turisti e della Perché non dentro la Basilica, già che c'era? Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao Matteo, sono Donatella di Cremona. Prego. Allora, noi facciamo il banchetto sabato mattina in Corso Campi
dalle 9 all'1 e poi domenica pomeriggio in Piazza Roma dalle 3 alle 7. Perfetto, grazie, viva Cremona. Leggiamo qualche altro messaggio prima di prendere altre telefonate. Sovietica l'abbiamo detto, poi firmerò per primo quello sulla Merlin, Paolo da Stresa. Bisogna avere in tutti i gazebo 200-300 libri, basta euro. I libricini basta euro sono in distribuzione a tutte le segreterie provinciali della Lega Nord, quindi oltre a scaricarli dal sito, chi non ha il computer e non vuole scaricarli può andare nella segreteria della Lega e rifornirsi di libricini basta euro. Paolo da Stresa, quello con la bandiera storica. A Ro non c'è. Che cosa? Boh. Il gazebo? Regista, verifica, figurati. Magari non è pubblicato sulla Padania, però a Ro ci siamo e ci saremo. Un'occhiata anche sul sito. Viene il gazebo a Ro non c'è. Trieste, Anna, anche se vicine vi troveremo lo stesso, via delle Torri e via Dante non fanno angolo, intanto per la precisione. Quindi no, perché c'era un gazebo in quell'angolo che non esiste. Roberto, non c'è il gazebo a Ro. E quindi, però si può chiamare Roberto, chiamalo 0266 234 234 e chiedi a Ro dov'è il gazebo e anche a Trieste se non esiste quell'angolo, o è in una via o è nell'altra. Lidia da Turbigo. Da Turbigo, prima di tutto bravo Salvini, avanti così, il referendum li voterò tutti, ma quelli che condivido in pieno sono gli ultimi 3. Quindi quali sono gli ultimi 3? Credo, concorsi per immigrati, legge Mancino, prefetti, prefetture. Okay. Se in una partita di calcio ti fanno fallo e l'arbitro si chiama Collina ti concede il rigore, se si chiama Moreno ti ammonisce per simulazione, la stessa interpretazione del non poteva non sapere e non poteva sapere. Questa qua è criptica. È criptica, non ho capito quale referendum firmerà. La mandiamo alla Sibilla Cumana. Paolo da Modena, li firmo tutti. Sapete cos'è successo a Modena? Accoltellamento tra bande di spacciatori tunisini, un morto, venuti in Italia come rifugiati grazie a Boldrini, dove si sono accoltellati non in fabbrica dismessa, ma nel nuovo parco archeologico, orgoglio dell'amministrazione PD. Il bello dell'integrazione anche a Modena, Pronto? Intanto sono arrivati anche altri messaggi. A Parma, dove andiamo a firmare, Salvini è un tesoro. A Parma non lo so, è il giornale. Parma c'è? No, è di là. Ragazzi, è bella tutta questo movimento. 0266 234 234. Matteo, quando scegliamo il candidato presidente in Piemonte? A Ferragosto, si domanda Marco. No, entro questa settimana. Oggi è mercoledì, entro questa settimana ci sarà la decisione sul Piemonte. Anche qua ce lo diciamo sottovoce che non ci ascolta nessuno. Il problema è che Forza Italia tira in lungo, hanno le beghe interne qui e là, Berlusconi, la Pascale, Pim Pum Cavalin, sotto al piede del tavolino, anche il comune di Padova, anche per il candidato sindaco che può vincere per il comune di Padova, Forza Italia sta tirando in lungo e quindi o c'è un accordo oppure andremo per conto nostro. Cristina da Brescia, sempre via SMS al 346 6427 756. Andrò a firmare sabato tutti e 5 i referendum, non vedo l'ora. È bello che ci sia gente che voglia, però Cristina, chiedo anche a te, porta 10 bresciani, perché se aspettiamo che il giornale di Brescia o il Brescia Oggi o Rai 3 lo dica ai bresciani, campa a cavallo. Quindi ciascuno di voi, se va al gazebo con 2, 3, 4 persone, ci dà una stramano. Intanto sabato e domenica facciamo uno speciale in radio, naturalmente, sui referendum. Yes. E anche sulla raccolta fondi. E sulla raccolta fondi che parte domani. Se no Cainarca non piglia lo stipendio. Anzi, ci salutiamo. Alessandria e provincia, gazebo, complimentissimi a Matteo per tutto. Alessandria e provincia, certo, però ripeto... Gian, che saluto perché ieri mi ha dato del lungone, uno che fa troppo lunghe le domande, forse c'ha ragione lui. Comunque, Gian, se hai il computer, vieni a firmare.org, se no via telefono 0266 234 234, se no in edicola la Padania, che ovviamente non può pubblicare 1000 indirizzi, altrimenti fa un giornale solo di indirizzi. Oggi ne pubblica alcuni, domani ne pubblicherà altri. Pronto? Sì, pronto. Ciao Matteo. Senti, con il dell'UDC mi si sono sgonfiate le gomme e mi si è gonfiata la prostata. Comunque, questa è una stupidata. La domanda interessante, a cui non so dare una risposta e me la deve dare tu. Mi devi spiegare perché un consigliere regionale si deve opporre per principio a un referendum per l'indipendenza o per l'autonomia o per quello che vuoi, non gli sposta una virgola. Un domani, faccio l'esempio, che il Veneto diventa una repubblica, il consigliere comunale automaticamente diventa un deputato di quella repubblica. Cosa gli cambia? Può essere un deputato del PD Veneto che diventa deputato del Veneto. Qualcuno ha paura del voto popolare.
Qualcuno ha paura o ha schifo del voto popolare. Pronto? Sì, pronto, buondì. Da Monza, velocemente, allora, bello lo spot anti-euro, bisogna mandarlo sempre, anche dopo i referendum, sempre, bellissimo quello spot lì. A Monza saremo anche a Monza con la data del Basta Euro Tour, segnatelo, il 30 aprile. Benissimo, ci sarò. Il 30 aprile a Monza, vecchia... il giorno dopo è festa, il 1° maggio, quindi il 30 aprile saremo a Monza, mentre il 24 aprile saremo a Treviso, la sera alle 8:30. Alle 8:30. Bene, io sono, guarda, di primo pelo, nel senso è una vita io che sto parlando dell'euro, già dal 2002, però la faccio breve. Allora faccio la pubblicità su tutti i referendum, poi faccio la pubblicità perché guarda non se ne può più, e te lo dico qui a te, anche per quanto riguarda i cittadini di Reggio Emilia, perché quella città lì, magari a una certa età non mi ricordo, qualche defiance mentale, ma quanti anni è che vota cosa? Quindi sai cosa faccio io adesso? Faccio la pubblicità presso gli extracomunitari della Brianza e glieli mando tutti lì. No, solidarietà padana, no, non dobbiamo rimbalzarci i problemi da Monza a Reggio e da Reggio a Monza. Tanto pare che Renzi sia stato contestato da delle mamme fuori dalla scuola dove è andato a incontrare i bambini oggi. Devi leggere prima, a Scalea. A Scalea, chissà se ne hanno cantato una canzoncina anche oggi. Renzi a Scalea, contestazioni di precari della scuola e mamme. Infatti ha fatto il suo ingresso in macchina nel cortile della scuola. Vabbè. Ma Scalea dov'è? Calabria. Reggio Calabria, sì. Pronto? Buongiorno a tutti voi, a Matteo e tutti quelli che siete. Niente, io sono con voi, anche se non sono un leghista, che non sono di Cavere Maggiore, provincia di Cuneo, e voterò Lega, perché mi piace questo sono le pen e che la gente comincia a aprire gli occhi. Io le ho aperte subito un mese dopo che è entrato l'euro, che il caffè da 1.000 lire l'ho dovuto pagare 2.000 lire e avanti il popolo e non c'entra niente, burocrazia, ci hanno rubato tutti e noi siamo diventati più poveri e il nostro prodotto non lo comprava più nessuno perché eravamo ai prezzi uguali di tutti, invece con la lira un po' più debole qualcosa vendevamo di più. Chiarissimo. La ringrazio molto Matteo, buona giornata. Grazie, mi piace che sia gente che non votava Lega, che però si avvicina alle nostre idee, alle nostre battaglie, ai nostri referendum, all'informazione, alla controinformazione sull'euro. Quindi se riusciamo ad aprire i confini e allargare la comunità è un buon segnale. Tu hai visto, Giulio, come hanno apostrofato il voto alla Le Pen, un voto fascista, un voto addirittura uno mi ha parlato di nazismo. Addirittura un giornalista mi ha detto ma non lo ritiene un voto nazista? Cioè siamo veramente come se 1/3 dei francesi fossero nazisti. No, c'è un problema che noi parliamo tanto di Europa come dogma, come Vangelo, come diktat eccetera, però non conosciamo quasi niente degli altri paesi, quindi per quanto riguarda anche le diverse condizioni politiche, le cose buone, certo, e via dicendo. In Francia secondo me l'italiano medio non sa assolutamente nulla, visti gli organi di informazione italiani, di quello che è la Francia e di quello che è stato il cambiamento del partito di Marine Le Pen, che non ha più niente a che vedere col vecchio Front National. Assolutamente. Tant'è vero che è stato votato e sarà probabilmente il primo partito in Francia alle prossime elezioni, a partire dalle europee, no? Pronto? Pronto? Buongiorno. Matteo, ciao, sono Tito di Milano. Prego. Hai goduto lunedì sera, con Sgarbi? Beh, Sgarbi era lanciatissimo, ha detto che firmerà anche il referendum, cosa vuoi di più? L'ho sentito, incredibile, non me l'aspettavo, giuro. Sarai a firmare? Chiaro che vado a firmare, ci mancherebbe. Se ci fosse anche il referendum contro Pisapia lo firmerei. Quello ci saranno le elezioni comunali fra 2 anni, bisogna aspettare 2 anni per Pisapia. Tanto su Repubblica.it e l'Huffington Post questo è il titolo: gli italiani rivogliono la lira. Ormai stiamo sfondando ovunque, stiamo sfondando ovunque. Riusciamo a passare ancora 2 telefonate prima di restituire il microfono a Giulio. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, sono Luigi da Torino. Prego Luigi. Ho partecipato con molto piacere alla vostra riunione al Basta Euro. Infatti ho preso una ventina di opuscoli e li ho distribuiti. Senti, e uno ce l'ho esposto sul cruscotto della macchina. Che cosa ti hanno detto quelli a cui l'hai distribuito? Hanno trovato qualche cosa da contestare o che non condividono? No, nessuno ha contestato nulla, tutti approvano. La cosa che io sto notando con le tue partecipazioni, per fortuna in televisione, specialmente anche l'altra sera, no?
che nessuno riesce a contrastarti, nel senso di dire non è vero quello che dici, cioè fra le righe questi qua sono tutti d'accordo, però non possono esporre purtroppo per loro, perché devono seguire queste linee politiche, però tutti comunque ti danno ragione. Grazie, quindi l'esempio dell'amico di Torino è 20 libricini distribuiti a 20 conoscenti, è così, una testa, 20 teste. Beh, però voglio dire, 311, 12, 15.000 quanto sono scaricamenti dal sito Basteo, sono numeri. Sono numeri, però bisogna arrivare a 500.000, 600.000, 700.000, anche per il referendum. Se 10.000 persone in questo momento hanno deciso che sabato e domenica andranno a firmare, se portano 10 amici sono 100.000. Quindi c'è bisogno di comunità, c'è bisogno di partecipazione. C'è qualche domanda via SMS? C'è qualche domanda? Beh, Alessandria Provincia, scrive già non c'è, andrò controllato, andrò a Nizza Monferrato. No, Alessandria Provincia ci sono i gazebo, figurati. Poi ad Alessandria c'è una giunta di sinistra disastrosa, c'è il buon Riccardo Molinari, assessore regionale, segretario provinciale di Alessandria. Mi ripropongo di dirvi dove. A Ornago, chiede un altro ascoltatore. Dov'è? Monza Brianza. Ce ne sono 120 in Brianza, non so se c'è anche Ornago. Adesso proviamo a vedere. Date l'intervento di Sgarbi dell'altra sera ad aria pulita, ci abbiamo registrato probabilmente. I candidati alle europee della Lega, quando si conosceranno, scrive Marco? Entro 15 giorni, perché le liste vanno depositate entro il 15 aprile, quindi stiamo raccogliendo i nomi dalle province, dalle nazioni, e quindi entro il 15 aprile ci sarà la squadra dei candidati leghisti alle europee, al nord, ma anche in tutta Italia, visto che saremo presenti ovunque col nostro simbolo. Bene, per il momento gli SMS li abbiamo letti tutti, c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Da Busto Carla. Io voto per abolire i prefetti. Bene, bene. E anche la legge Merlin. Comunque ho convinto il mio dentista, che lui è apolitico, di votare al gazebo, altrimenti non lo pago. Buongiorno signor Cainarca, Salvini avanti. Questo mi sembra un'arma di convinzione politica. Ogni mezzo è necessario, quindi col dentista, col panettiere, col taxista, con la moglie, con l'amante, non mi interessa come, aiutateci ad aiutarvi, tutto qua. Quindi io ringrazio Giulio per l'ospitalità. Con oggi si comincia, però ricordo il sito vieniafirmare.org, perché qua continuano ad arrivare domande, c'è il gazebo nel mio paese, c'è il gazebo nella mia città. Vi ricordo, da lunedì in tutti i comuni, quindi si può firmare a Ornago, ad Alessandria, a Catania, a Lampedusa, da lunedì in tutti gli uffici comunali. Anzi, se nel vostro comune non c'hanno i moduli o non ve li mostrano, ditecelo, perché dobbiamo intervenire. Sabato e domenica premiamo lo sforzo di migliaia di militanti che porteranno i gazebo in oltre 1000 piazze. Bene, grazie. Il numero di telefono, l'ultimo è vero, 0266 234 234, tenetelo in memoria sul telefonino. Ripeto, se trovate libero o occupato è perché c'è tanta gente che sta chiamando, non perché sono andati a fumarsi la sigaretta, e quindi prima o poi vi rispondono e vi danno tutte le informazioni utili. Se ci date una mano facciamo il botto. Grazie a Matteo. Grazie Giulio. L'immagine della tua azienda è fondamentale. Il partner giusto è Damiano Brambilla, professionista del settore arti grafiche. Offre un servizio personalizzato, dall'ideazione della grafica all'esecuzione della stampa, con tecnologie innovative che assicurano la massima qualità del prodotto. Depliant, cataloghi, roll-up, striscioni, manifesti. Con Damiano Brambilla la tua azienda troverà il giusto mezzo per farsi notare e scegliere. Chiama subito il 338 30 55 350 o scrivi a dambram@tin.it. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così?
ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. L'olio più buono non si scorda mai. E neanche una fantastica promozione. Quella dell'olio Acerbis. Oggi l'olio Acerbis ti fa un'offerta unica e ripetibile. Al costo di 75 euro anziché 113 euro riceverai direttamente a casa, compreso il trasporto, 6 bottiglie del miglior olio extravergine, una padella della Ballarini in pietra ollare e una tovaglia di fine cotone bergamasco. Cosa aspetti allora? Approfitta subito di questa imperdibile offerta. Chiama ora lo 030 68 40 408. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Noi abbiamo scelto di entrare nell'euro, nessuno ci ha obbligato ad entrare nell'euro, è stata una decisione che ha preso l'Italia. No, i politici italiani. Io non l'ho presa, l'ha presa Ciampi, l'ha presa Prodi e vaffanculo. Ciampi e Prodi, vaffanculo. Non l'ho presa io, no, non l'abbiamo presa. Non c'è stato un referendum, perché non è che sentiamo che l'ho presa io. No, okay. Io ero in Parlamento e non ho votato nulla. L'ha presa Ciampi e l'ha presa Prodi. Carico. Però ti prego un attimo, fai parlare. Io non ho deciso. No, dice gli italiani, io sono italiano, no, io voglio la lira. Sono per la lira. Però non ci sei solo tu in Italia. Vabbè, ma lui dice che ho deciso, non ho deciso un cazzo. Non ci sei solo tu qui. Vabbè, però io sono per la lira. Allora, quello l'abbiamo capito. Chiedo gentilmente di non usare al pubblico il principio che uso più sia la vacca del suo, il membriante, diciamo in questo modo, che tradotto in italiano vuol dire chi grida di più la mucca è sua. Non è così. No, ma dico che gli italiani non è vero. Non è vero. Allora, gli italiani hanno avuto tempo. Hanno fatto un referendum forse, ma che cazzo dici? Sgarbi, dai. Ciampi e Prodi, Sgarbi, dai, Vittorio però. Sono due, un banchiere che guadagna. Ciampi guadagnava 50 milioni al mese. Va bene, no, perché dico, io sono italiano e non mi rispecchio nella sua ricostruzione. Ho capito, ma però me la fai, sentire però. Sono italiano, no, parla di me. Ma me la fai sentire però. Dici che usi la politica italiana di centrosinistra, Ciampi e Prodi è entrata nell'euro. Questo lo ascolto. Va bene, abbiamo capito. Ecco. Brambilla. E anche Berlusconi, se me ne frega un cazzo che eri Berlusconi. Brambilla. Faccio l'ultimo tentativo. Sì. Allora, non si scoraggi. No, vabbè, cioè, non è questo modo di argomentare getta fumo negli occhi alle persone. Cerca il consenso, l'applauso. Ma non voglio consenso, non sono candidato. Ho capito, Sgarbi, Vittorio. Hai detto gli italiani, io sono italiano, vai a casa, non rompere i coglioni. Io non getto fumo, tu lo getti. Vittorio, per piacere. No, siccome dice no, perché devo gettare fumo? Io non voglio consenso, non voglio essere che gli altri ti critichino. Ma parli per sé. Dica che vuole l'euro, non parli per me, io non lo voglio. Stai mandando a quel paese in mezza Italia. Ma non me ne importa un cazzo di mezza Italia, di un quarto d'Italia. Ho capito, ma non può parlare di me che butto senza che rispondi ogni volta, no? Ti ho detto che volevo difendere Moretti, per me difenderei la parte più difficile. Ho difeso Andreotti io, che fare possibile, che ho paura di difendere cause difficili. Ma non difendo l'euro. Ho capito, ma non ci interessa. Perché parli di cose precise, ma non dica cose che riguardano me. No, però dai, veramente, dai, facci. In democrazia credo che si possa esprimere il proprio pensiero. Dai, ma non hai un andiamo dritti al punto. Allora, gli italiani hanno avuto tanti anni per poter dire non sono d'accordo con l'euro. Ma chi lo dicevano? Ma dove? Ma con chi? Ma chi? Ma che cazzo dici? Non parla agli italiani, parla della politica italiana. Parla di Ciampi, parla di Prodi. Mi sembravi anche uno abbastanza eversivo, sei un conformista. Vittorio, io sono italiano. Senti, ma perché devo parlare per posso me? fare? No, posso fare un discorso. Io sono svizzero. Posso fare un discorso serio? Sì. Cioè, tu stasera mi vuoi rovinare la trasmissione? Sì, mi sembra di aver capito. No, allora dai, fammi questo. Era d'accordo. Mi fai? Non lo so, dai, prima era d'accordo. ti prego, dai, fammi sentire anche gli altri, grazie. Ma dimmi che alternativa avevano con gli italiani, se non lo volevano, io non lo volevo. Vabbè, ho fatto questa è una forma di intimidazione verso chi sperimenta. Stavo in polizia, ho potuto decidere, no. E parlo di me che non sono l'ultimo coglione, sono il penultimo, ma non sono l'ultimo coglione. Io non c'entro. Allora, io adesso voglio sentire il parere di Brambilla, non voglio sentire il tuo. Dai. D'accordo, ma basta, che non parli di me. Dai, grazie. Come dicevo, gli italiani
No, però lui non deve stuzzicare. Allora c'è sempre ragione lui. Gli italiani hanno avuto modo durante questi anni di decidere. Fanculo. Ma dove decidere? Dove? Vabbè, ho capito, però veramente, no, sul serio, Sgarbi. Ma perché non parla? Ma però questa qui è una forma che non è accettabile. La sua, dice sempre la stessa non è cosa. accettabile. Questa cosa non è accettabile. Ma gli italiani lo volevate l'euro? Non lo volevate l'euro? Ho capito. E allora non parla per altri, parla per gli svizzeri, per i tedeschi, per le capre. Mi dispiace che tu stasera faccia così, mi dispiace. Ma sono serenissimo. No, non sei sereno per niente, mi dispiace, lo trovo una forma molto prepotente e autoritaria di stare in uno studio televisivo, va bene? Mi piace, però alla fine c'aveva ragione Sgarbi. Era l'altra sera a Piazza Pulita a Corrado Formigli sulla 7, ospite un imprenditore, Brianzolo peraltro, che sosteneva questa bizzarra tesi che gli italiani hanno potuto scegliere ripetutamente, non una volta sola, di aderire all'euro. E giustamente Sgarbi gli diceva a modo suo: ma dove scegliere? Ma chi ci ha mai fatto scegliere? Parli per conto suo, perché nel migliore dei casi, perché in ogni caso non abbiamo mai potuto scegliere. Ma a proposito di filmati, io non so perché, girovagando, la ricerca di Sgarbi che abbiamo ritrasmesso, era ospite anche Matteo Salvini quella sera sulla questione dell'euro, mi sembra che ha detto una cosa vera, c'è poco da dire. Noi abbiamo scelto l'euro? No, non è stato possibile scegliere l'euro, e neanche per i parlamentari fondamentalmente, e per il Parlamento. A proposito però di personaggi di tutt'altro genere, visto che arriva il Presidente degli Stati Uniti, ripeschiamo un americano che è stato appunto ripescato dal totale oblio in occasione della fine del governo Letta, inizio del governo Renzi. In poche parole, per aprire la strada al governo Renzi, che sembrerebbe essere stato benedetto, insomma, da sicuramente ambienti statunitensi, sicuramente amministrazione Obama. Del resto Renzi fu portato tanti anni fa, è stato raccontato anche da qualche giornale, se non ricordo male il Foglio, a fare apprendistato, a fare uno stage vero e proprio al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, diversi anni fa. E Rutelli lo ha ricordato, io me lo sono portato negli Stati Uniti, Renzi da giovane, trentenne, l'ho presentato a Hillary Clinton, all'entourage, diciamo così, dei democratici americani, dicendo loro che costui, Renzi, sarebbe poi diventato qualcuno, come in effetti è diventato. Comunque, al di là delle dietrologie, quello che resta sicuro è che arriva il Presidente degli Stati Uniti e in occasione della liquidazione del governo Letta e dell'instaurazione del governo Renzi, tutto naturalmente al di fuori delle procedure elettorali che sono roba del secolo scorso, del Novecento, roba vecchia, legata a quella frase, a quel sostantivo, anzi democrazia, che è quanto mai vetusto, frusto per costoro che governano gli ottimati in un'altra maniera. È stato ripescato, dicevo, in occasione della liquidazione del governo Letta e dell'inaugurazione del governo Renzi, anche quel giornalista che si è attirato le simpatie di moltissimi imitatori e comici, Alan Friedman, che era caduto nell'oblio più totale. L'ha portato fuori col suo libro Ammazziamo il Gattopardo e con una serie di articoli in prima pagina sul Corriere della Sera, per dimostrare che il tempo di Letta era scaduto e che lor signori avevano deciso di incoronare il nuovo premier Matteo Renzi. Ora, curiosamente, sul sito di Alan Friedman, c'è anche un sito internet, alanfriedman.it, se volete approvvigionarvi direttamente dal ripescato e adesso ricaduto nell'oblio, tra l'altro, perché è stato usato per quelle 2 settimane, 3, diciamo, per legittimare mediaticamente attraverso il Corriere della Sera e comparsate in TV ovunque in quelle 2 o 3 settimane la caduta, anzi la liquidazione di Letta, il quale rimarrà nella nostra memoria per l'espressione che ha avuto nel momento in cui consegnava la campanella a Renzi, liquidazione, giubilazione, chiamatela come volete, quella di Enrico Letta, e il passaggio, diciamo, all'era Renzi. Adesso pare che Friedman abbia fatto il suo compito per il momento. Intanto si diverte ad andare in giro a raccontare la Milano da bere. Questo qui è un video che compare sulla prima pagina del sito di Alan Friedman. Siccome siamo in vena di contributi, oggi sentiamoci anche questa. Vi racconto la Milano da bere, il titolo dei 6 minuti in cui Alan Friedman racconta oggi la Milano da bere. Farina. La chiamavano Milano da bere, io me la ricordo benissimo. Milano da bere era gli anni 80 e qui in galleria c'era la vita milanese, questa Prada non c'era. Miuccia all'epoca vendeva le sue borse da un negozio più piccolo dall'altra parte.
poi Savini, i ristoranti più importanti degli anni 80, i banchieri, gli industriali venivano a Savini, sempre molto elegante. Una società che sembrava un grande fermento, ma non lo era. Erano gli anni di boom, di Bengodi, di un'Italia che non conosceva i suoi limiti, un'Italia che cresceva in quegli anni 80, ricchezza per tutti. Milano era fiero e qui in Piazza Scala io ricordo benissimo i simboli del vecchio potere. Ricordo il palazzo del sindaco, naturalmente. Ricordo anche la banca commerciale italiana, la famosa Comet, una specie di bancomat a un certo punto per Raul Gardini. Ricordo in quell'ufficio lì, sul piano nobile, una conversazione con Raul Gardini al telefono. Gardini chiedeva un prestito. Bragiotti, senza andare al comitato di credito, ha detto sì, dovrei disturbare il comitato di credito, ma 600 si può fare. Milioni, miliardi di lire all'epoca era legato a Montelis in qualche operazione degli anni 80. Non dimenticherò mai quella conversazione fra Bragiotti e Gardini. E c'era la lottizzazione politica anche alla Scala. Anche il direttore sovrintendente della Scala era scelto perché era socialista, o democristiano, o CAF, o Andreotti, o questo o quello. E accanto alla Scala c'era via Filadramatici, dove c'era l'ufficio di Enrico Cuccia, quel folletto che comandava una ragnatela del potere finanziario, tutelava gli interessi di vecchia famiglia, teneva fuori la concorrenza, non c'era un mercato libero, non era un complotto. Era la ragnatela del potere economico degli anni 80 in un'Italia incosciente, un'Italia che non sapeva, che stava sprecando soldi, che stava creando un debito che oggi è caduto sulle nostre spalle. Piazza Cavour. Venivo qui ogni mattina perché avevo l'ufficio del Financial Times, redazione milanese, qui, in questo palazzo dell'epoca fascista, il Palazzo della Stampa. All'epoca, negli anni 80, tutti i giornali c'erano, oggi no. Ma all'epoca io seguivo tutto da qui. Andavo a incontrare Leopoldo Pirelli, a intervistarlo. Lui fumava le sigarette a catena, terribile. Andavo a Torino a intervistare Gianni Agnelli, partivo da qui. Cesare Romiti, Giorgio Garuzzo, Vittorio Ghidella, tutti della Fiat. Andavo da qui a intervistare De Benedetti e Gardini, e i banchieri, e tutti quanti, salvo Cuccia che non ha mai concesso un'intervista. Ho anche coniato il termine The New Italy, la nuova Italia. Questa è Via della Spiga. Negli anni 80 stava nascendo come mecca della moda mondiale. Qui c'erano tutte le marche, non solo Armani e Versace. Gianni Versace mi invitava spesso a colazione qui in Via della Spiga, da lui spesso accompagnato suo fratello Santo. C'era poco in vista Donatella all'epoca, ma c'era arte, c'era moda. Era un momento per Milano in cui la moda, la finanza, l'arte contemporanea, tutto andava alle stelle. I prezzi, ma anche il brio. C'era un momento di grande successo. I milanesi si sentivano forti, gli italiani si sentivano importanti. Si diceva all'epoca, quando la borsa va su, l'arte accade. Piazza Affari, la borsa. All'epoca, negli anni 80, era un roulette, un casino, non c'erano regole, un blackout morale. Gli anni 80 era un decennio veramente di Bengodi, ma era anche un decennio senza scrupolo. Ma quanto è cambiato per i piccoli risparmiatori oggi? Quanto è cambiato per
i cittadini italiani. Il potere è sempre lì. C'era una volta la Milano da bere. Il paese sembrava sulla rampa di lancio di un periodo di crescita meravigliosa. Invece non è andato così. La crescita negli ultimi 20 anni è stato mediamente 1 punto percentuale all'anno, anche meno, 0,8%. Questo non è crescita. Il paese non è riuscito a fare le riforme importanti. E tutto questo in un'atmosfera in cui la politica non ha offerto le risposte. Perché tutto questo? Per il debito? Per la mediocrità della classe dirigente? L'Italia è rimasto un paese di corporazioni, di interessi da proteggere, un paese che fa fatica a avviare veri cambiamenti. L'Italia nel 2014 è rimasto un paese conservatore. Il Gattopardo regna ancora sovrano. Gattopardo regna sovrano, però vuoi vedere che aveva ragione Craxi, visto che il soggetto qua, Alan Friedman, al di là dell'aspetto indubbiamente comico, perché sembra l'imitazione degli imitatori di se stesso, al di là di questo, il soggetto era comparso proprio in quegli anni di Mani Pulite, a concludere gli anni '80 famosi. Stavamo bene negli anni '80, no? Si dice sempre così, e non era neanche tanto sbagliato come concetto. Dopodiché, negli anni '90, l'euro, Maastricht, le privatizzazioni, i governi tecnici, eccetera, sono stati il segnale di inizio del declino, che è continuato per i 20 anni e passa successivi fino a oggi. Vuoi vedere che aveva ragione Craxi che lo zampino degli americani nella vicenda Mani Pulite c'era davvero, visto che questo soggetto è diventato, questo illustre giornalista, chiedo scusa, ho sbagliato definizione, è diventato famoso proprio all'epoca di Mani Pulite ed è stato ripescato adesso perché evidentemente quello che c'era da fare dopo i favolosi anni '80 non è stato fatto a sufficienza, bisogna completare l'opera e quindi scatta il ripescaggio anche del soggetto che deve raccontare agli italiani, attraverso il Corriere, le televisioni, il libro e compagnia cantante, con l'autorità naturalmente di uno che viene dagli Stati Uniti, è un giornalista economico importante, bla 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 bla, con l'autorità che gli deriva da tutto questo cotè di immagine più che di sostanza, deve raccontare agli italiani che bisogna fare questo, questo e quest'altro, come è stato raccontato agli italiani nel 92-93 che bisognava liquidare una vecchia classe politica, fare questo, questo e quest'altro. È una coincidenza naturalmente che però per qualche dietrologo, li chiamano così, quelli che magari vedono le cose non proprio come quelle scritte in prima pagina sui giornali, ma magari si fanno delle domande, perché io non è che possa dire ho una idea precisa, posso farmi delle domande come tutti i cittadini normali. Mi domando come mai hanno ripescato il signor Friedman, così come fu pescato da un mazzo, diciamo così, oscuro nel 92-93 per raccontare agli italiani quanto era schifosa l'Italia in cui vivevano, e corrotta e orrenda, Mani Pulite, rinnovamento, eccetera. E Craxi ha sempre detto, dietro di Pietro c'erano quelli là dell'oltre Atlantico. Magari c'aveva ragione lui, chi lo sa, anche perché Craxi forse aveva qualche informazione un pochino più approfondita e da arcana imperi delle segrete cose rispetto a noi cittadini comuni. Però è singolare la coincidenza, no? Il signor Friedman negli anni, finire degli anni '80 e soprattutto tirato fuori Mani Pulite, e adesso pure, chi lo sa se c'è una connessione, qualcuno però potrà sospettare che ci sia. Buonasera e benvenuti al complotto di Alan Friedman. Questa sera è complotto perché Vaticano ci sono 2 papi. Roma, maggio 2012, viene arrestato il maggiordomo di Papa perché aveva rubato documenti segretissimi. Brutto. Febbraio 2013, Papa annuncia dimissioni e viene eletto il nuovo Papa, molto brutto. Brutto per vecchio Papa, ma per nuovo Papa no brutto. Che cosa c'era scritto in quei documenti segretissimi? Che Papa teneva scomodini di Fadone con scritto documenti segretissimi di Papa che durava di Papa. Brutto. Che cosa c'era dentro Faldone? Ho chiesto a Papa Vecchio e lui mi ha risposto... Magari Papa Vecchio lo dici a tua sorella. Parole sante. Eppure abbiamo scoperto che Papa Bergoglio nel 1906
1936, già si prr, brava. Si preparava, esatto, si preparava a fregare il posto di Pepe. È stato fotografato dentro la chiesa vestito di bianco. Come mai? Come faceva a sapere? Ma veramente mi stavano battesando. Avevo 1 anno. Ma tutti i bambini quando li battessi sono vestiti di bianco. Ma chi c'è dietro questo complotto di modificazione di pappe? Ragazzi? No, niente, meglio che andiamo avanti. Chi c'è dietro complotto? Forse Giorgio Napolitano? Con viva vibrante sopportazione, mo' è colpa mia pure o Papa. È il buco nell'ozono, no? Non lo volete scrivere pubblicista? E scrivetelo, buco nell'ozono Napolitano. Foresta dell'Amazzoni, la colpa è mia, Giorgio Napolitano, che se magna un legno come un ucastoro. Rimaniamo con questo dubbio. Queste e altre dichiarazioni clamorose le potete trovare nel mio nuovo libro da oggi in edicola, Ammazziamo il Castoro. E come lo ammazziamo il castoro? Lo investi con macchina, infatti in allegato col libro delle finte strisce pedonali per castoro, srotoli su strada, lui pensa che può attraversare, invece purtroppo lui rimane schiacciato. Nella prossima puntata, incidente in scooter di Fiorello. Chi hanno messo i freni? Un nuovo complotto di Giorgio Napolitano? Alla prossima puntata, ciao dal vostro Alan Friedman! Complotto, però non quelli che denuncia Friedman. Comunque chiudiamo qui il capitolo con Crozza. Naturalmente c'era molta differenza fra l'originale e l'imitazione. Ma a proposito di complotti e non complotti, anzi, tutt'altro che complotti, perché complottardo è chi si mette in animo di mischiare, mescolare le acque, confonderle per evitare la chiarezza. Allora invece al contrario cerchiamo di scovare chiarezza tra le cose che ci presentano i giornali tutti i giorni, che è un po' il mestiere dei lettori, dei cittadini, quello comune che cerchiamo di fare qui tutte le mattine. Vi segnalo come al solito letture utili per la giornata di oggi. Letture utili su 2 piani, perché ci sarebbe un bel po' di roba da dire a proposito della politica interna, così come alcuni articoli interessanti sulla questione dell'euro e dei vincoli europei. A mettere in prima pagina una questione della quale si è parlato finora troppo poco è il quotidiano comunista Il Manifesto. La questione è quella del fiscal compact, cioè del condizionamento della finanza pubblica, cioè delle nostre tasche per i prossimi 20 anni. E al Fiscal Compact è dedicato anche l'articolo di prima pagina firmato da Stefano Perri, I tagli alla spesa che deprimono la crescita, alla luce di una dichiarazione apparentemente sorprendente del governatore di Banca d'Italia, Visco, che ieri ha detto in sostanza che la soluzione sulla riduzione a tappe forzate del debito pubblico non è quella del Fiscal Compact. Se l'Italia crescesse del 3%, ha detto il governatore di Banca d'Italia, non sarebbe necessaria una manovra aggiuntiva. Ha detto una ovvietà totale, rimanendo nell'ortodossia europea naturalmente, perché se l'Italia crescesse del 3% non dovremmo fare una manovra. L'Italia non cresce del 3% perché si è continuato a fare manovre, vedi i governi Monti e Letta da ultimi soprattutto. Quindi è un gatto che si morde la coda questo, perché se tu continui ad applicare le ricette applicate in Italia negli ultimi 2 anni, l'economia non cresce. Però, dice il governatore, se l'economia crescesse non dovremmo fare le manovre di aggiustamento, che è un controsenso bello e buono, un testacoda logico, diciamo così. La crescita è lontana, la doccia gelata arriva anche dalle previsioni del Fondo Monetario Internazionale e su tutto appunto incombe anche la questione del Fiscal Compact che poi affrontiamo. C'è anche da segnalare un pezzo a proposito di Europa e di euro, sul Fatto Economico, l'inserto economico del Fatto Quotidiano di oggi, firmato dal professor Alberto Bagnai, che ben conoscete, credo ormai in maggioranza, era al Basta Euro Tour di Padova sabato scorso. Alberto Bagnai, oggi autore di un breve pezzo sul Fatto Quotidiano, sul Fatto Economico, la sinistra è cieca, la destra no. Il successo elettorale della Le Pen ha un lato umoristico, scrive Bagnai. La vittoria era del tutto scontata come risultato del fallimento annunciato di Hollande nel quadro generale del suicidio della sinistra europea.
La situazione economica francese è preoccupante più di quella italiana. Se il tasso di disoccupazione è più basso di circa 1 punto rispetto al nostro, i conti pubblici lasciano a desiderare. La Francia rientrerà nel fatidico 3% del rapporto deficit-PIL solo nel 2015. L'indebitamento estero azzerato in Italia dalla cura Monti rimarrà elevato in Francia per altri 2 anni. L'economia francese, sostenuta dalla spesa pubblica in violazione delle regole europee, è in seria crisi di competitività. Non potendo riallineare il cambio della moneta con la Germania, la Francia ricorre all'austerità, tagliare i redditi per contenere quelle importazioni che le ridotte esportazioni non permettono più di finanziare. Per il presidente francese era un percorso obbligato. Il 6 maggio 2012 la sinistra italiana gridava vittoria, aspettandosi che il compagno Hollande avrebbe battuto i pugni sul tavolo in Europa. Non sarebbe successo perché non poteva succedere. Impedendo riallineamenti tra paesi europei sotto il profilo del cambio, con la moneta unica è ovvio che non si può allineare il cambio, non si può svalutare, non si possono aggiustare le valute perché ce n'è una sola per tutti, è evidente. Impedendo dunque riallineamenti del cambio fra i diversi paesi europei, l'euro condanna le economie in crisi alla deflazione salariale e all'austerità. Una cosa non proprio di sinistra, come già notavo sul manifesto, sottolinea il professor Bagnai, nel 2011, pronosticando il successo del Front National e delle altre destre. Che l'euro non lasci spazio di manovra alle forze progressiste oggi è ammesso a mezza bocca soltanto dall'ex viceministro Stefano Fassina. Per il resto la sinistra continua a saturare a colpi di slogan l'offerta di sogni europei, li chiamano così, lasciando insoddisfatta la domanda di realtà che la crisi ha fatto esplodere. Riposizionarsi è difficile, ma demonizzare l'avversario è una scelta sbagliata, scrive ancora il professor Bagnai. Dipingere gli elettori della Le Pen come estremisti xenofobi e quelli della Lega come ubriaconi col casco vichingo in testa, etichettare il popolo come populista quando non va dove le élite vogliono che vada, si rivelerà un tremendo boomerang. Il risultato di questi tentativi di negare un dibattito necessario sull'uscita dall'euro sarà soltanto quello di lasciare gli elettori progressisti privi di una rappresentanza politica credibile quando la inevitabile crisi si manifesterà, scrive Alberto Bagnai oggi sul Fatto Quotidiano. Torniamo poi dopo ai temi europei, al Fiscal Compact, perché merita un approfondimento il pezzo in prima pagina sul manifesto. Intanto però c'è da segnalare, sempre in prima pagina, stavolta però sul Sole 24 Ore, un articolo che poi è corredato da tabelle a pagina 3 sul quotidiano di Confindustria, un articolo sugli stipendi pubblici e la mappa dei privilegi. A Palazzo Chigi non c'è nessuno sotto i 40.000 euro all'anno, tra magistrati e diplomatici soltanto il 10% prende stipendi sotto gli 80.000 euro all'anno. Quindi solo il 10% dei magistrati e dei diplomatici ha stipendi inferiori a 80.000 euro all'anno. Tutti gli altri, il 90%, e i magistrati sono circa 8.000, i diplomatici sono un bel numero, hanno stipendi superiori agli 80.000 euro all'anno. Il 96,4% dei diplomatici guadagna più di 80.000 euro lordi all'anno. Altrettanto accade per i magistrati che in 9 casi su 10 superano la soglia degli 80.000 euro lordi all'anno. A Palazzo Chigi non c'è nessuno sotto i 40.000. È quello che emerge da una fotografia che il Sole 24 Ore definisce completa e aggiornata degli stipendi pubblici. Al top anche le retribuzioni di prefetti, quelli che la Lega vuole abolire col referendum, di cui parlavamo prima con Matteo Salvini, e authority, le inutilissime authority all'italiana, l'authority per le comunicazioni, quella per la privacy, e le altre che sono proliferate, perché ci doveva essere un mercato concorrenziale in Italia, il mercato concorrenziale non c'è. Per esempio, vedi la questione elettricità e gas. La concorrenza c'è perché tu puoi scegliere da chi farti fottere, sostanzialmente. Le bollette sono qualcosa di incomprensibile e il livello del furto è più o meno uguale, perché cambiando gestore non cambiano di molto le bollette di elettricità e gas, gravate da una
quantità di tasse abnorme, è l'unica cosa che si riesce quasi con un po' di fatica a capire leggendo la bolletta. Poi per il resto io sfido chiunque a prendere in mano una delle bollette del gas o dell'elettricità di casa e a capirci qualcosa. Capisce soltanto che paga una cifra stratosferica e che buona parte della bolletta, più della metà, è dovuta a oneri di sistema, punto di domanda, e tasse su tasse, perché l'IVA viene ricalcolata anche sulla parte già sottoposta a tassazione, quindi abbiamo una buona metà di bollette gravate da tasse. La concorrenza non c'è, perché qualunque gestore più o meno ti fa pagare la stessa cifra, insomma all'Italia, e poi abbiamo le authority naturalmente per verificare che i comportamenti di mercato siano corretti. Il mercato non esiste, prima avevamo un gestore solo e pagavamo di meno, hanno cambiato anche i contatori, non pochi operatori dell'elettricità, tanto per di una volta c'era la rotellina, vedevi se girava troppo forte o troppo piano, almeno avevi un'indicazione. Adesso invece devi fidarti di quel numerino elettronico che compare schiacciando un tasto e neanche tanto chiaramente sui lettori, i contatori dell'elettricità. Sembra una stupidaggine, ma queste cifre pagate nelle bollette poi a fine anno diventano cifre molto superiori a cose per cui giustamente ci si indigna, come la tassa sulla casa, l'IMU, TARES, IUC e tutte le sigle possibili e immaginabili. Quelle sulle bollette sono esborsi anche superiori per famiglie normali e cittadini normali e abitazioni normali. Sono superiori gli esborsi per bollette rispetto a quelli che pagano sulla casa, tanto per dirne una. Sulla casa poi avremo la scoperta quest'anno di capire quanto si pagherà. Sicuramente più dell'anno scorso, che era anche più dell'anno prima, quindi Monti è stato maledetto, però Letta ha fatto di peggio. E quest'anno, nel silenzio, perché dal governo nessuno ha detto nulla, è passato quello che è l'aumento ulteriore della tassazione sulla casa, mettendo insieme l'IMU, che è rimasta, la Tari, la Tasi, che fanno la IUC. La IUC diventa la tassa sull'immobile, complessivamente parlando, fatta di 3 componenti. Non sappiamo ancora quanto si pagherà, perché le regole sono ancora in divenire, ma tutte le regole che sono attualmente prevedibili e previste portano a un aumento della tassazione. Di quanto lo scopriremo soltanto pagando, ma le bollette complessivamente ci fanno sborsare, adesso non so se quest'anno sarà così, però per l'anno scorso è sicuro di più di quello che è stato la tassa sulla casa. La tassa sulla casa avrà il suo bel incremento quest'anno e vedremo se raggiungerà il livello di usura delle bollette di luce e gas. In ogni caso, tornando agli stipendi, prefetti e authority, anche loro sono al top delle retribuzioni pubbliche, mentre il ministro Marianna Madia ha fatto la sua proposta di pensionamenti, prepensionamenti, scivolo di favore nella pubblica amministrazione per favorire l'assunzione di giovani, doppia spesa per i prepensionamenti e per i nuovi assunti. La fotografia degli stipendi nella pubblica amministrazione ci dice questo, appunto, che nelle authority il 92% di coloro che lavorano nelle authority guadagnano oltre 60.000 euro lordi all'anno. I prefetti pure, il 90% dei prefetti e di chi lavora nell'istituto prefettizio e fa carriera prefettizia guadagna annualmente più di 60.000 euro lordi, i diplomatici il 96% guadagna più di 60.000 euro lordi. C'è la tabella del Sole 24 Ore a pagina 3. I comparti esaminati sono il Servizio Sanitario Nazionale, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le regioni e autonomie locali, i ministeri, la scuola, l'università, i corpi di polizia, le forze armate, la carriera diplomatica, le autorità indipendenti, le agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio. Facciamola breve, facciamo solo qualche esempio. Per esempio, nel Servizio Sanitario Nazionale le unità medie di personale sono 141.891, oltre i 40.000 euro, 134.000 oltre i 50.000 euro, 128.000 oltre i 60.000 euro di guadagno naturalmente, oltre i 70.000 euro ci sono 117.000 persone che guadagnano nel Servizio Sanitario Nazionale oltre questa soglia, oltre gli 80.000 euro sono ben 65.372. La retribuzione media ponderata dei diversi settori è stabilmente superiore agli 80.000 euro. Per quanto riguarda per esempio i ministeri, anche qui retribuzioni che viaggiano mediamente nei ministeri da 74.000 a 98.000 euro a seconda delle fasce, o meglio,
quelli che guadagnano oltre 40.000 euro nei ministeri sono ben 8.323. Vi rendete conto dei numeri? Che sono infinitamente superiori ai numeri dei tanto e giustamente vituperati per certi versi parlamentari. Quelli sono 950 in tutto, 1.000 diciamo così. Questi sono numeri stratosfericamente più elevati, tanto per dirne una, appunto. Nei ministeri, quindi Stato centrale, nei ministeri 8.323 persone guadagnano oltre i 40.000 euro. E uno dice, vabbè, oltre i 40.000 euro. Ma il fatto è che ci sono ben 104.000 persone, o meglio, ci sono ben 3.335 persone su queste 8.300 che guadagnano oltre gli 80.000 euro. Oltre gli 80.000 euro cosa significa mediamente? Significa mediamente 104.900 euro. Media. Queste 3.300 persone nei ministeri centrali che guadagnano più di 80.000 euro guadagnano in media 104.000 euro. Quindi ci sono persone che guadagnano molto più di 104.000 euro, chi un po' meno, la media è questa qui. Per quanto riguarda i ministeri, per quanto riguarda l'università, anche qui la tabella è interessante perché abbiamo 13.000 persone, professori, non professori e via dicendo, dirigenti eccetera, nel settore università, 13.000 persone che guadagnano oltre gli 80.000 euro. Quanto guadagnano mediamente? Oltre gli 80.000? 98.000 euro. E potete divertirvi, tra virgolette, con la tabella in questione. Carriera diplomatica non ne parliamo, la carriera diplomatica 1 migliaio di persone che guadagnano mediamente 184.000 euro. In magistratura come ce la caviamo? In magistratura ce la caviamo alla stessa maniera. Ci sono nella magistratura 9.213 magistrati, consiglieri giudiziari, uditori, cancellieri e via dicendo, insomma persone che lavorano nel pianeta giustizia, 9.213 addetti in magistratura, giudici compresi, PM compresi, cioè magistrati e coloro che lavorano in magistratura, 9.213 persone che guadagnano oltre gli 80.000 euro lordi all'anno. Quanto guadagnano mediamente? 149.600 euro all'anno. E non si scende sotto i 141.700 euro all'anno di media in tutta la magistratura, perché è significativa anche questa questione delle soglie delle fasce di reddito, no? Perché il Sole 24 Ore per ciascuno di questi settori fa delle fasce di reddito, cioè oltre 40.000 euro, oltre 50.000, oltre 60.000, oltre 70.000, oltre 80.000. C'è una distribuzione che varia nelle diverse categorie. Per i magistrati è la più costante, cioè in pratica non c'è nessuno in magistratura, come la media di coloro che lavorano nel settore giustizia magistratura, la media del guadagno non è inferiore a 141.700 euro in tutta la categoria, quindi non ci sono fasce di reddito oltre 40.000, oltre 50.000, oltre 60.000, la media lì è altissima. Nelle authority se la passano benissimo pure lì, perché ci sono nelle autorità cosiddette indipendenti 763 persone, 763, tanto per capirci, siamo quasi vicini al Parlamento. Vi rendete conto di cosa vogliono dire questi numeri? Soltanto con riferimento al personale delle autorità indipendenti abbiamo 763 persone che guadagnano oltre gli 80.000 euro. Quanto guadagnano in media? 115.000 euro. Quindi guadagnano ben oltre gli 80.000 euro, che è l'ultima soglia di reddito che il Sole 24 Ore esamina. Quindi abbiamo in pratica nelle autority indipendenti un Parlamento intero, come il Parlamento italiano, senatori e deputati messi assieme fanno nel loro complesso poco più di quelle che sono le somme di quelli che dentro le authority guadagnano più di 80.000 euro. Quanto guadagnano più di 80.000 mediamente? 115.000. Se consideriamo la prima fascia di reddito e la seconda, cioè quelli che guadagnano più di 40.000 euro, ma meno di 80.000 all'interno delle cosiddette authority di controllo indipendenti, abbiamo 1.741 persone, altre 1.741, 1.602, 763. Quindi ben più dei parlamentari,
sia ben chiaro, ma molti di più dei parlamentari. Noi paghiamo persone che hanno una media di stipendio non inferiore a 83.000 euro all'anno nelle autorità di controllo indipendenti, autorità delle comunicazioni, privacy e tutte le altre diavolerie, trasporti eccetera che si sono inventati. Abbiamo 3 volte, 4 volte il numero dei parlamentari soltanto nelle authorities indipendenti e li paghiamo come minimo, è la media, diciamo, certo come minimo no perché il minimo sarà inferiore, però in media paghiamo queste migliaia di persone che lavorano per le authority, 4 volte il Parlamento italiano, una media di 83.000 euro, cioè non meno di media di 83.000 euro. Poi ce ne sono tanti, quasi come un Parlamento, che guadagnano invece in media sempre, oltre la soglia degli 80.000 euro, guadagnano in media 115.000 euro. Il giochino terrificante si può fare anche per le agenzie fiscali, agenzia delle entrate, eccetera, eccetera. Qui abbiamo, per esempio, per dare un'idea, 1.675 persone, anche qui molti più dei parlamentari, che guadagnano sopra gli 80.000 euro lordi all'anno. Quanto guadagnano di media? 106.000 euro lordi all'anno. E in generale, considerando le fasce di reddito più basse, non andiamo mai sotto i 55.000 euro di media. Per la fascia superiore ai 50.000 euro, il guadagno medio di chi lavora in un'agenzia fiscale sale immediatamente a 100.000 euro all'anno. Quindi abbiamo migliaia di dirigenti delle agenzie fiscali a 100.000 euro all'anno, che salgono a 106.000 euro all'anno se si supera la soglia degli 80.000 euro di reddito lordo annuo. Cioè tutti coloro che prendono più di 80.000 euro lordo all'anno, che è l'ultima soglia utilizzata dal Sole 24 Ore, quanto prendono? Cioè superano gli 80.000, ma quanto prendono in media? 106.500 euro all'anno, in media naturalmente, e sono 1.675 persone. Ce ne sono migliaia nelle fasce di reddito precedenti. Vogliamo per esempio esaminare i prefetti, oggetto del referendum, di uno dei 5 referendum promosso dalla Lega? Benissimo, i prefetti guadagnano, o comunque chi lavora nell'istituzione prefettizia, fa carriera prefettizia, non solo i prefetti, nel settore carriera prefettizia non si guadagna meno di 93.800 euro all'anno. Sono 1.287 più 1.287 più 1.287 persone e 803 invece guadagnano oltre i 112.000 euro medi all'anno nel settore carriera prefettizia. 803 siamo di nuovo a un altro Parlamento. Ogni settore considerato è un Parlamento o 2 o 3 o 4, cioè è come minimo più o meno assimilabile al numero dei parlamentari, se non 2, 3, 4 volte in più. E hanno stipendi che sono superiori a quelli dei parlamentari o come minimo uguali, in media naturalmente, perché poi ci sono le persone e i dirigenti che superano la media e ci sono persone che sono sotto la media, ma comunque sotto gli 80.000 euro, sopra gli 80.000 euro di guadagno lordo, se prendiamo l'ultima tabella di questa classificazione che fa il Sole 24 Ore a pagina 3. Me ne consiglio la lettura perché comunque poi ciascuno con calma se le può rivedere e fare i propri conti. Lavorare per meno di 4.000-4.500 euro netti al mese per i diplomatici è impensabile, scrive il quotidiano di Confindustria, anche perché il 96,4% del personale in servizio nel corpo diplomatico, cioè 890 unità sulle 923 monitorate dalla Ragioneria Generale dello Stato nel 2012, e non si capisce perché in Italia sempre nel 2014 te devi avere i dati da istituzioni pubbliche di 2, 3, 4 anni prima, cioè non è mai aggiornato nemmeno all'anno prima. Vabbè, prendiamolo per buono. Dati della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati dal 2012, il 96,4% del personale in servizio nel corpo diplomatico guadagna più di 80.000 euro lordi all'anno. Altrettanto accade per la quasi totalità dei magistrati che in 9 casi su 10 superano questa soglia. Lo stipendio medio della magistratura è subito schizza, qui è inutile fare le classi di reddito come ha fatto il Sole 24 Ore, le classi di stipendio, oltre 40.000, oltre 50.000, oltre 60.000 fino a 80.000, perché per i magistrati vale
subito la soglia degli oltre 80.000, perché la media è 141.000 euro all'anno, che sono pur sempre più di 10.000 euro e passa al mese. Non è che stiamo parlando di cifrette ridicole, chiaramente lordo, tutto quello che volete, però sono 10.000 euro che caccia la mano pubblica, perché il lordo lo paghiamo sempre noi, quindi sono 10 e passa mila euro al mese. Non è che sono stipendi da fame, anzi sono tutti stipendi parecchio alti. È inutile che si dica. Comunque i magistrati, la quasi totalità dei magistrati, in 9 casi su 10 supera la soglia degli 80.000 euro. 141.000 euro è la media delle retribuzioni, soltanto la carriera diplomatica consente di più, 184.000 euro di media fra i 1.700, quanti sono? No, in totale i diplomatici sono 923 censiti e 890 superano la soglia degli 80.000 euro di guadagno lordo, per una media di 184.000 euro. Guadagnano molto più dei parlamentari e sono un Parlamento, perché sono 923. I parlamentari sono 952, quindi fate voi. Solo in carriera diplomatica è uno dei settori presi in considerazione, perché se vogliamo sbizzarrirci, scuola, università, Forze Armate è un altro bel settore, dove ci sono 3.230 persone sopra i 100.000 euro di media stabile, 9.688 persone, Forze Armate, sopra gli 83.000 euro di reddito all'anno. Insomma, potremmo andare avanti tutta la mattinata, abbiamo fatto alcuni esempi soltanto. Altrettanto, dunque, dicevamo per i magistrati, 9 casi su 10 superano la soglia degli 80.000 euro, media di stipendio 141.000. La soglia è considerata un limite valicabile nella carriera prefettizia, dove praticamente tutti, con rare eccezioni, percepiscono una retribuzione superiore ai 60.000 euro all'anno, tra 3.000 e 3.500 netti al mese. Inoltre il 60% dei casi per la carriera prefettizia si è retribuiti oltre gli 80.000 euro. In tutto il variegato pianeta del pubblico impiego sono 117.838 i funzionari dirigenti o addetti che guadagnano oltre 80.000 euro lordi annui, per un costo che rappresenta il 9,55% della spesa complessiva per i redditi nella pubblica amministrazione. Si sale al 16,5% sotto la spinta di 224.200 dirigenti con retribuzioni superiori ai 60.000 euro, che significa tra 3.000 e 3.500 netti al mese. Tra questi i funzionari delle authority. A proposito di stipendi, fermiamo qui, ma la questione è facilmente affrontabile nelle sue conseguenze pratiche per le nostre tasche, semplicemente guardando questa tabella, spaventosa, perché abbiamo 1.000 parlamenti distribuiti in tutti i gangli dell'amministrazione statale, cioè noi paghiamo, ci incazziamo coi parlamentari, per carità ne avremo anche dei motivi, sicuramente sono tra i più pagati al mondo e questo non va bene, però il problema è che abbiamo tanti parlamenti, ma tanti, distribuiti nei ministeri, nelle forze armate, nella pubblica amministrazione del suo complesso, dove c'è un sacco di gente, tantissima, ma decine di migliaia, che guadagnano cifre folli. A proposito di guadagnare cifre, sentite quest'ultima dell'amministratore delegato delle ferrovie, l'ex compagno della CGIL Mauro Moretti, il quale ha detto, rispondendo in questo caso al secolo XIX di Genova, che gli ha chiesto ma poi cosa ne fa di tutti quei soldi, 850.000 euro è lo stipendio annuo del numero 1 delle ferrovie dello Stato. Non riesco a spenderli, ha detto l'amministratore delegato delle ferrovie. Forse potremmo dargli una mano, che ne dite? A spendere 850.000 euro. Non riesco a spenderli, ne lascio molti in beneficenza, ha detto il numero 1 delle ferrovie dello Stato, e forse si è incazzato col Premier che ha detto che bisognava sforbiciargli lo stipendio perché così non può più far beneficenza, forse per quello si è adirato il Sua Maestà, l'amministratore delle ferrovie, Sua Maestà, perché ha detto aspetto che Renzi mi convinca, ha detto il nobile compagno della CGIL, l'ingegner Moretti, che è passato dall'altra parte della barricata, dal sindacato è passato a guidare l'azienda e ha detto, io appunto ieri tra le altre cose
Aspetto che Renzi mi convinca che ha ragione lui sul taglio del mio stipendio. Aspetto che mi convinca, dice Sua Maestà. Dove regna Moretti non tramonta mai il sole, soprattutto non tramonta il portafoglio, perché c'è talmente pieno che, dice Moretti rispondendo ai giornalisti del Sole del secolo XIX, che non so dove spenderli questi soldi qua. Si figuri che ne lascio molti in beneficenza, dice Mauro Moretti, che si è autodefinito ieri portavoce pro tempore dei Ferrovieri d'Italia. Prendo tanti soldi, è vero, ma faccio anche beneficenza. Non difendo il mio stipendio, ma la mia squadra fatta di numeri uno. Numeri uno, quelli delle Ferrovie dello Stato, che se non ci fosse la mano pubblica si attaccherebbero non al treno, ma al tram. E c'è un altro punto: se non ci fosse la mano pubblica, chi gli paga il fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, che sono 4 miliardi di euro all'anno, ripianati all'INPS, per cui non vanno formalmente nelle casse delle ferrovie, ma vanno nel fondo pensioni dei ferrovieri all'INPS, 4 miliardi ogni anno, perché c'è uno squilibrio, un buco contabile costante. 2 miliardi e 4 per turare la falla di bilancio, fate voi. Se questa si può dire un'azienda risanata, come dice l'amministratore Moretti. E ieri su questa questione era una lettura molto interessante, pezzo da Berlino di Roberto Giardina. Perché da Berlino? Perché il compagno Moretti, un amministratore delle ferrovie, aveva detto: ma io sono pagato molto meno dell'amministratore delle ferrovie tedesche. A parte il fatto che le ferrovie tedesche hanno chiuso l'ultimo esercizio con 2,3 miliardi di attivo e quindi non chiedono soldi allo Stato, alla collettività, e hanno un servizio che, fatevi un giro in Germania, non è paragonabile a quello italiano. Uno dice: costano di più? Sì, perché quelle italiane costano poco. Poi ci sono le offerte che molto spesso vengono fatte dalle ferrovie tedesche nel weekend o in particolari date o in particolari fasce, quindi alla fin fine, fatte le somme, il costo non è poi così sideralmente superiore rispetto alle ferrovie italiane. C'è di differenza tutta la disorganizzazione tipica delle ferrovie italiane, a parte il fatto, sottolineava ieri Giardina scrivendo questo articolo per Italia Oggi da Berlino, a parte il fatto che in Germania chi è a capo di una società pubblica, se sbaglia, paga, viene mandato a casa. E una cosa come quella che è successa in Versilia, la tragedia di Viareggio del 2009, avrebbe senza dubbio comportato in Germania le dimissioni e l'allontanamento del numero uno delle ferrovie. Moretti invece è rimasto lì per anni e anni e anni, a prescindere non solo dalla tragedia della Versilia di Viareggio, ma a prescindere dai risultati economici della sua azienda. Se sbaglia o se non evita errori altrui, scriveva ieri Giardina, un manager in Germania viene licenziato esattamente come un allenatore di calcio. In Germania uno come Moretti sarebbe già a spasso dopo la tragedia di Viareggio del 2009. Può darsi che la colpa alla fine venga addossata al solito povero casellante, ma la responsabilità oggettiva in un'azienda è sempre del capo, come per il capitano del Titanic. Avrebbe dovuto dare le dimissioni Moretti in Germania, e dubito che in Germania a Herr Moretti, al signor Moretti, offrirebbero un posto di lavoro. È giunto dove è giunto perché ha militato nella CGIL. Ma i sindacalisti, da queste parti, scrive Giardina, da Berlino, da queste parti fanno i sindacalisti, non passano dall'altra parte della barricata, tranne di rado alla Volkswagen, che infatti è l'unica grande impresa a partecipazione italiana, ma non hanno dato buona prova di sé, i sindacalisti passati manager, nemmeno alla Volkswagen. In Germania, se il manager sbaglia o non evita errori altrui, viene appunto licenziato. Improvvisamente i treni vetusti vecchi della S-Bahn berlinese, cioè la metropolitana di superficie della capitale tedesca che appartiene alle ferrovie federali, hanno cominciato a deragliare. I due responsabili sono stati messi immediatamente alla porta, come il capo del nuovo aeroporto in costruzione a Berlino, la cui inaugurazione viene rinviata di anno in anno. Il sindaco invece della metropoli, Klaus Wowereit, rimane al suo posto, ma è un politico e anche la Germania da questo punto di vista non è perfetta, scriveva ieri Roberto Giardina. Rüdiger Grube, che è il signore equivalente in Germania del nostro Moretti alle Ferrovie dello Stato,
Rüdiger Grube, capo della Bundesbahn, ferrovie tedesche, insomma, guadagna 2,4 milioni di euro all'anno, 10 volte più della signora Merkel. 900.000 di stipendio base, quasi come Moretti che ne guadagna 872.000 mi sembra all'anno, e il resto è legato ai risultati. E infatti l'anno scorso il signor Grube ha incassato 1 milione in meno. La differenza con le ferrovie italiane è che le ferrovie tedesche hanno chiuso l'ultimo esercizio con un utile di 2 miliardi e 300 milioni, non con 4 miliardi di buco nel fondo pensionistico come le ferrovie dello Stato e 2,4 miliardi di ripianamento statale, e soldi vengono dati ogni anno. Moretti sostiene di aver ereditato 2 miliardi di buco e di aver portato il bilancio in pareggio, per forza coi contributi statali. Ci è giunto, peraltro, anche tagliando il personale, dimenticando i pendolari, e il debito complessivo delle ferrovie si aggira pur sempre sui 9 miliardi. Nel 2012 Moretti ha ricevuto 2,4 miliardi dallo Stato italiano. A colmare i buchi col soldi del contribuente sono capaci tutti i manager, o no? Le tariffe tedesche sono più care? Sì, ma il servizio è più efficiente per sostenere la concorrenza delle compagnie aeree, dei collegamenti autobus su tutta la Germania, senza dimenticare la fitta rete di autostrade gratuite. La settimana scorsa, racconta Giardina, ho compiuto un tour de force attraverso l'Europa, da venerdì sera a Lipsia a sabato pomeriggio a Firenze per presentare dei libri. Perfetto il collegamento con Lice, il treno superveloce, a prezzi scontati per il weekend tra Berlino e Lipsia. Al mattino da casa all'aeroporto di Schönefeld a Berlino, 35 km, metropolitana, prezzo 2,9 euro. Puntuale l'aereo fino a Roma e anche il Fiumicino Express di Moretti fino alla stazione Termini, per una volta pulito, sia pure alla tariffa per chilometro più cara del mondo. A Termini, stazione Termini di Roma, che dovrebbe essere il gioiello del nostro Moretti, Ferrovie dello Stato, si blocca tutto. 1 ora e mezzo per fare il biglietto, su 18 sportelli solo 3 in servizio, nell'ora di punta, fra le 13 e le 14. Ci sono le macchinette, ma sono presidiate da torme di ragazzi stranieri che pretendono di avere la tua carta di credito per pagare il biglietto. I 2/3 degli aspiranti passeggeri erano stranieri e in gran parte asiatici. A che serve che i treni Frecciarossa siano stupendi, così dice Moretti, se è un'impresa salirci a bordo? Naturalmente c'è internet, ma venendo dall'estero non sapevo che treno avrei dovuto prendere. In Germania posso fare il biglietto a bordo senza pagare la penale, avvertendo il capotreno. Questo è l'effetto dei tagli alla Moretti. Come gestire un ristorante di lusso e risparmiare sul cameriere. Stessa situazione il giorno dopo a Santa Maria Novella. Mi sono recato nella sala d'attesa indicata da storiche lettere di marmo, all'interno ho trovato una boutique, un altro sistema per fare cassa. Anche se lavora in condizioni di monopolio, la Bundesbahn, le ferrovie tedesche, non dimentica di essere al servizio dei clienti. Perché Moretti non fa un giro in treno in Germania? Non su un ICE da 300 all'ora, ma su un treno pendolari, uno qualsiasi, alla mattina presto, tutti seduti a leggere il giornale, e si giunge in ufficio in mezz'ora senza ritardi. Forse capirà perché Grube, il numero 1 delle ferrovie tedesche, guadagna il triplo di lui. Con ciò ci salutiamo. Dalle 12 la conferenza stampa di Salvini, qui da Via Bellerio, del segretario della Lega. Tra poco, quindi, dopo la pubblicità, se non ho capito male, dalle 12 di oggi ovviamente, questo tra pochi minuti. Buon pomeriggio a tutti.